Sì, la Consigliere aveva assicurato che sarebbe stato qui nei tempi normali per l'uso alla sala, invece vedo che qui sta ritornando e quindi allora prenderò io l'onore di iniziare questo convegno, i lavori di questo convegno. E quindi il programma subirà una lieve modifica per quanto riguarda l'interditto successiva, il resto rimane tutto invariato. La prima parte è di carattere, una relazione di carattere giuridico, tentiamo di spiegare quali sono i contenuti e l'innovazione della nuova legge, e nella seconda parte invece ci addentreremo in maniera più approfondita nei temi che sono di maggiore interesse per voi professionisti, per le amministrazioni e per gli operatori del settore. E naturalmente nella ultima parte, quando sono gli interventi, a questo riguardo invito i correlatori a ridurre ulteriormente lo spazio che avevamo inizialmente previsto, in modo di terminare i lavori per circa le 18 come avevamo previsto. Il convegno è anche seguito da una registrazione, poi dico agli ordini interessati che potremo mettere a disposizione la registrazione. Si sente poco. Ci asterremo però da pubblicata su YouTube. Grazie, diventa per me proprio un onore aprire i lavori di questo convegno sulla recentissima legge sul consumo del suolo che abbiamo organizzato con la collaborazione degli ordini professionali, degli ingegneri, degli architetti e dei geometri. E ringrazio anche il Comune di Padova per il patrocinio che ci ha dato, che ci è stato concesso, e lo farò personalmente poi con il vice sindaco Lorenzoni, che gestisce la sede urbanistica, per la disponibilità che ha subito dimostrato alla nostra iniziativa e anche per la relazione che farà, di cui ho anticipato i temi, i punti, e lo dimostra già anche di essere entrato nel vivo delle problematiche urbanistiche del nostro comune e delle sue competenze di assessore. Da ultimo, ma non ultimo, ringrazio il Presidente Cazzarana, che è qui presente, che ci seguirà per tutta la durata dei lavori, che prenderà le conclusioni. Vedo un manovro molto consistente, Presidente, però io credo che saranno anche utili indicazioni quelle che verranno da lui. Ma io lo ringrazio soprattutto perché ha avuto il merito di promuovere questa legge che mira indubbiamente ad un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica, che è ispirata ora ad una nuova coscienza delle risorse territoriali e ambientali. Io non so se questa legge, ma ce ne parlerà con meglio sul punto l'avvocato Sartorato, metterà nel dimenticatoio, in archivio, la precedente legge. I dubbi sono molti, ma poi li vedremo in maniera approfondita. Noi ci proponiamo di illustrare le modifiche che sono state introdotte nella nuova legge e in particolare di approfondire tutte quelle che sono le nuove regole, l'applicazione delle nuove regole sugli interventi sul territorio, e sia quelli edilizi sia quelli a livello di pianificazione generale. È prassi del nostro convegno, dei nostri convegni, e noi intendiamo anche qui rispettarla. È prassi del nostro convegno che i lettori si siano imposti di evitare nei propri commenti ogni
ogni intento critico della legge, attenendosi invece alla più stretta osservanza della norma, ma non possiamo allo stesso tempo negare anche noi che stiamo tentando di capire la legge, soprattutto di quella parte che riguarda la disciplina transitoria, che non è certo semplice e che, proprio perché transitoria, ci auguriamo che debba durare il meno possibile. Qualche commentatore, qualche esperto del settore dice che si prefigura che non sarà meno di 3 anni, speriamo di meno. Devo comunque esprimere la mia più completa adesione alle finalità che il legislatore regionale si è imposto con questa legge e con la quale si viene a attuare nell'ambito del sistema pianificatorio il nuovo obiettivo del consumo zero del suolo, almeno da raggiungersi almeno nel 2050. Ma su questi temi delle finalità, dei principi e degli obiettivi della nuova legge che stiamo commentando ci parlerà l'avvocato Guido Sartorano. Io mi limiterò soltanto a dire che con questa legge si dà o si tenta di dare finalmente esecuzione a quella disposizione, negletta disposizione della legge del 2004, la legge 11, il cui articolo 2 disponeva e prevedeva l'utilizzo, già allora nel 2004, prevedeva che l'utilizzo di tutte le nuove risorse territoriali sarebbero state appunto utilizzate solo quando non esistono alternative alla riorganizzazione e alla riqualificazione del tessuto insediativo esistente. D'altronde quello è stato anche, dobbiamo riconoscere, che è stato il periodo d'oro della crescita immobiliare e dell'aumento progressivo del consumo del suolo. E nella legislazione di quegli stessi anni, non dico il piano casa, ma tutta l'altra legislazione ha contribuito a frenare questa tendenza, ma ne ha in qualche modo garantito la continuità. Anzi, riprendendo le parole del Presidente Calzavara in un recente convegno che si è tenuto a Treviso, cito tra virgolette: solo 10 anni fa ci avrebbero dati tutti addosso. Anch'io come sindaco di Esolo ho consumato suolo, ma erano altri anni e altre stagioni. Bene, io allora mi auguro che questa nuova coscienza si trasmetta agli operatori e alle amministrazioni in modo che diventi veramente concreto quell'obiettivo che la legge stessa si è data. Perché indubbiamente una svolta decisiva viene data dalla nuova legge, che pur con tante deroghe e tante eccezioni, però intende raggiungere quelle finalità che sono state individuate nella relazione al Consiglio della seconda commissione, della sua commissione Presidente, e che mira nel breve periodo al contenimento del consumo del suolo, ma da subito, dal passaggio dall'urbanistica dell'espansione a quella della riqualificazione e quella della rigenerazione del tessuto insediativo esistente. E mirando anche, e questa è un'ulteriore novità, al recupero del suolo agricolo, e questo lo vedremo proprio per le disposizioni che sono state date in tema di SAO. Quindi non c'è dubbio che il futuro del nostro territorio sarà affidato ad un nuovo concetto di pianificazione, che deve essere quello della ricerca di costruire in un'ottica di recupero e di ripristino del suolo laddove possibile. Se dunque il consumo del suolo è l'orizzonte, l'obiettivo attuale è la riduzione graduale del consumo del
sono, nella quantità massima che verrà stabilita dalla giunta regionale entro la fine di quest'anno. E frattanto però, in attesa che dell'esercizio di questa delega da parte della giunta regionale, la legge opera come una disciplina transitoria. L'articolo cardine di questa disciplina transitoria è il primo comma dell'articolo 13, il quale pone la regola che sino alla emanazione della delibera regionale A. non è consentito il consumo del suolo, B. non è consentita l'introduzione nei piani territoriali e urbanistici di nuove previsioni che comportano il consumo del suolo. Il divieto opera su tutti i livelli, cioè su quelli degli interventi edilizi, sugli interventi edilizi propri, cioè quelli diretti o attraverso piano attuativo, che sono vietati se comportano il consumo del suolo, e quello della pianificazione generale, nella quale non possono essere introdotte delle previsioni che possono comportare il consumo del suolo. Ecco, nella slide viene ripetuto la nozione che viene data sul consumo del suolo, e quindi questo stabilisce la regola generale. Quindi in sostanza, per riassumere, in questa fase transitoria della legge tutto ciò che comporta uso del suolo, scaduta la fase transitoria, l'utilizzo di nuove risorse territoriali risulta consentito laddove non esistono alternative alla riqualificazione dell'esistente. Ecco, questi sono dei concetti fondamentali della nuova legge e delle quali quindi tutti quanti noi dobbiamo tener conto, anzi dobbiamo tenere conto sin dalla data di pubblicazione dell'entrata in vigore della legge. E questo per quanto riguarda la prima parte della legge che stiamo commentando, ma una particolare attenzione va anche riposta al capo secondo della legge, che riguarda le modifiche alla legge urbanistica del 2004. Questo, come dicevo all'inizio, rappresenta la parte, a mio avviso, fondamentale della legge e della quale dovremo tener conto per tutti gli anni futuri, perché io ritengo, penso, ma vorrei sentire anche i relatori, le più importanti disposizioni della legge urbanistica del 2004, con le quali abbiamo avuto a che fare in questi 13 anni, sono state superate e sostituite da queste nuove disposizioni. Su questi due aspetti che vi ho detto, e cioè sulla disciplina transitoria, ne parlerà l'avvocato Alessandro Ianna, mentre altra importante relazione che si prima può tenere attenzione è quella che ci parlerà, ci illustrerà l'avvocato Canegali, e che riguarda il procedimento in corso, perché questa è una delega importante. Per tutti i procedimenti che sono in corso ci sono delle varie disposizioni che sono qui riassunte e che io tra l'altro ho elaborato sulla base anche delle risposte ai quesiti che sono stati dati Ecco, da parte mia mi limiterò invece a illustrare quelle in maniera molto sintetica, perché saranno appunto fatte oggetto di una maggiore illustrazione da parte degli altri relatori, quelle disposizioni che a mio avviso sono di maggiore importanza e sulle quali si sono concentrati i maggiori problemi interpretativi ed operativi. Innanzitutto è stata sostituita la disposizione che prevedeva
all'articolo 13 della legge organizzativa fondamentale, che credeva che il PAT determinasse il quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zona con destinazione diversa, avendo un punto a riguardo tra la superficie agricola utilizzata, la cosiddetta SAU, e la superficie territoriale comunale, STC. Ora invece il PAT deve determinare la quantità massima della superficie naturale e seminaturale, che può essere interessata dal consumo del suolo in applicazione di quei principi che verranno appunto stabiliti dalla Giunta regionale con la delibera da approvarsi entro 6 mesi. Delibera che riguarderà in concreto le concrete disposizioni per il contenimento del consumo del suolo. Ma laddove non venisse correttamente applicata la quantità massima, cioè se i comuni non procedessero a determinare in modo preciso ed esatto la quantità massima della superficie naturale e seminaturale che può essere interessata dal consumo del suolo, è prevista la possibilità di approvazione del PAT con modifiche d'ufficio. Quindi la Regione interviene direttamente a modificare d'ufficio con le consuete forme e modalità che noi tutti conosciamo, a introdurre quelle modifiche d'ufficio che sono necessarie per l'osservanza degli contenuti. Un altro principio completamente innovato, ma vorrei dire anche stravolto, è quello che conosciamo dal comma 5 bis dell'articolo 48, secondo il quale stabiliva che a seguito dell'approvazione del piano di assetto del territorio, il piano regolatore vigente per le parti compatibili con il PAT diventa il piano dell'intervento. Consentitemi una leggera critica, anzi un piccolo rilievo, che qui nella nuova legge si parla di piano regolatore vigente quando il piano regolatore non c'è più, quindi è da intendersi che a seguito dell'approvazione del piano di assetto del territorio, i PI per le parti compatibili con il PAT diventa il piano dell'intervento. Questa norma è stata abrogata e ora il PAT deve invece indicare quali contenuti del PRG, cioè del PI, sono confermati in quanto compatibili con il PAT. E questa compatibilità viene valutata in certe modalità che adesso non vi sto qui a illustrare, ma comunque con riferimento soprattutto alla sostenibilità ambientale delle trasformazioni che vengono richieste. Un'altra importante innovazione è quella che riguarda il contenuto del PAT, relativamente ai quali la nuova disposizione, la nuova norma dispone che in attuazione proprio dei principi che ho detto prima e delle finalità che ha stabilito il legislatore con questa nuova legge, il Comune deve verificare la possibilità di riorganizzare gli spazi e il tessuto insediativo esistente, dando naturalmente atto di questa verifica sulla quale rientrerà sempre il controllo da parte della Regione. A mio avviso questa disposizione riveste un'importanza fondamentale, anche perché essa definisce il concetto che in precedenza era sconosciuto e che è quello della impermeabilizzazione del suolo, il cui cambiamento e quindi la cui copertura
possono avvenire eliminando quindi le conseguenze della permeabilità, principalmente attraverso interventi di urbanizzazione. Quindi voi già capite quale finalità si propone la legge: evitare ulteriori processi di urbanizzazione. E infine muta anche la disciplina del credito edilizio. Innanzitutto sono aumentati gli interventi per cui è previsto un credito edilizio e vi sono in questi nuovi interventi previsti compresi anche quelli di riqualificazione energetica e di idraulica. Quindi interventi come questi di riqualificazione energetica e idraulica e quelli di riordino della zona agricola possono dare luogo a dei crediti edilizi, ma muta sostanzialmente la stessa definizione di credito edilizio, che non viene più inteso come una quantità volumetrica, ma come una capacità edificatoria riconosciuta, che viene riconosciuta per l'effetto di tutti quegli interventi e a seguito delle compensazioni che sono previste dall'articolo 37 della legge urbanistica del 2004. E quindi sono quantità che non sono definibili, almeno così a me pare, a me sembra, solo in termini di cubatura. Ed da ultimo il P individua disciplina, come era peraltro fatto anche prima, tutti quegli ambiti in cui è possibile l'utilizzo dei crediti edilizi, ma non soltanto attraverso l'attribuzione di indici di edificabilità differenziati, ma anche di previsioni edificatorie localizzate. Concludo con un tema che è abbastanza corrente, almeno qui a Padova se ne è molto discusso, è quello delle varianti che riguardano gli interventi nelle aree commerciali destinate a medie strutture di vendita. Nuova previsione, l'articolo 3 bis della legge 3 bis dell'articolo 24, dispone ora che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni regionali finalizzate a limitare il consumo del suolo, nel valutare le proposte per interventi di questo tipo, il Comune assicura in ogni caso la priorità di edifici esistenti e di ambiti urbanizzati dismessi o inutilizzati. Quindi centri commerciali non in qualsiasi parte del territorio, ma soltanto laddove esistono, ma occorre prioritariamente verificare la possibilità del recupero degli edifici esistenti. Ecco, io concludo e mi fermo qui. Non so se l'assessore non è voglio concludere con un auspicio. Il nostro auspicio di tutti gli organizzatori è che questo incontro favorisca un dibattito aperto tra tutte le istituzioni e i professionisti e su quelle che a nostro avviso rappresentano le maggiori problematiche che sono state introdotte dalla legge. Vi assicuro che noi e tutti i relatori ci siamo sforzati di evidenziare le maggiori problematiche applicative e cercheremo di dare le possibili soluzioni operative, cercando anche di raggiungere, e questo è il vero auspicio, un'interpretazione univoca in questa materia che ha richiesto da parte nostra notevole impegno e dunque consapevoli che il lavoro continua e sarà ancora lungo. Grazie.
partecipato alla sua presenza e ho anche anticipato il contenuto della sua relazione che insomma per sommi capi mi ha dato da riconoscere, so che l'ha scritta personalmente lei e quindi anche del patrocinio che c'è stato il comune e anche tutto questo proprio a dimostrazione che lei è già entrato nel vivo delle sue competenze e quindi noi diamo la parola perché faccia la sua introduzione. Grazie.